Allora, stiamo in salute sempre con l'US 15 Alta Padovana, all'ospedale di Campo San Piero di Cittadella. E quest'oggi affrontiamo un tema molto delicato ma molto importante. Tra l'altro riguarda sempre più un numero crescente di persone, ovvero gli anziani. Gli anziani che a volte per le più varie ragioni legate in molti casi appunto all'età possono avere una situazione acuta grave di qualsivoglia tipo di patologia e poi vengono ricoverati a geriatria. Che cosa succede? Che tipo di problematiche però si trovano ad affrontare i medici di geriatria? Perché effettivamente il paziente anziano ha un equilibrio veramente delicatissimo che deve essere rispettato e ripristinato nel più breve tempo possibile. Già il paziente normale quando viene ricoverato in ospedale psicologicamente si sente fragile e debole, ma possiamo immaginare anche la persona che ha una certa età. Quindi quali sono le difficoltà che si incontrano molte volte, che i medici devono affrontare, soprattutto l'importante apporto delle famiglie, dove queste famiglie possono essere presenti, ma anche, e qui è un messaggio molto importante che vogliamo veicolare, anche alla persona, finché questa è cosciente, consapevole di sé, anziana che viene ricoverata, quindi quanto anche la volontà della persona può fare per riuscire a recuperare quello che aveva perso e ritornare nelle condizioni migliori possibili per una vita poi domestica, a casa, quotidiana. Parliamo di questo e vediamo anche come vengono affrontate le diverse dinamiche del quotidiano con il nostro esperto, il direttore di geriatria dell'US 15, dottor Giuseppe Soldà. Grazie di essere qui con noi, dottore. Allora, problemi a livello globale che ci possono essere. Vediamo un po' di inquadrare la valutazione multidimensionale a geriatria. Che cos'è? Ecco, noi parliamo, diciamo, di valutazione multidimensionale perché l'anziano ha problemi strettamente medici, ma anche problemi di altro tipo. Cioè, è importante conoscere il contorno che circonda questo paziente nella sua vita normale. Ecco, quindi nel momento dell'ingresso nel nostro reparto facciamo sì un'anamnesi medica, un'anamnesi farmacologica per capire le patologie che ha avuto, per capire i farmaci che sta assumendo, ma ci preoccupiamo anche di conoscere esattamente la situazione familiare e sociale del paziente, perché questa è fondamentale, ha un'importanza notevole nella prognosi futura del paziente e diciamo, indaghiamo anche sulle risorse economiche, perché molto spesso il benessere fisico del paziente dipende anche dalla sua situazione economica. Quindi l'obiettivo nostro è quello di curare malattie acute o a riacutizzazione di malattie croniche. E l'obiettivo è quello di far rientrare il prima possibile, se questo diciamo, la patologia non ha compromesso le condizioni generali in maniera grave, di farlo rientrare nel suo ambiente, perché il ricovero per l'anziano non è mai un fatto positivo, cioè è un momento di sofferenza, è un momento in cui diciamo, si preoccupa, è preoccupato. Dice ritornerò a casa e questo molte volte il ricovero, se non è diciamo, gestito bene, può determinare una regressione delle sue condizioni prima di giungere alla nostra osservazione. Quindi è importante far bene e far presto, cercare di curare la malattia, ma appena è possibile farlo rientrare nel suo ambiente. Ecco, quali sono le patologie che vi trovate ad affrontare, proprio per spiegare come, perché è questo che succede un po' alla luce di una situazione, un sistema che era vecchio, che è cambiato. Un tempo la persona anziana automaticamente entrava molto facilmente a geriatria, ci restava un tempo indefinito e poi molte volte appunto non riusciva a ritornare a casa per varie situazioni. Adesso invece è diventato un reparto specifico, ma non di lungodegenza, ma di cura, di un'acuzia, insomma, di risoluzione di eventuali problemi. Ma che tipo di problemi? E per cui quando un paziente anziano si ammala di quale problema va a geriatria e quando non va a geriatria ma lo possiamo trovare anche in altri reparti? Ecco, direi che in geriatria vengono per una malattia internistica acuta e molto spesso noi dobbiamo gestire anche pazienti con malattie chirurgiche ricoverati in reparti chirurgici. Faccio riferimento ai fratturati. I fratturati vengono sì
trattati dall'ortopedico, ma dopo la loro gestione internistica è nostra, insomma. Quindi il classico intervento all'anca, eccetera. Intervento all'anca, la frattura di femore, la frattura di qualsiasi diciamo, osso, e pazienti che hanno subito un intervento di chirurgico, addome, polmoni, poi i chirurghi ce li affidano o ci chiamano in consulenza per la loro gestione internistica, che è fondamentale per un recupero, se no si rischia di spendere risorse per un intervento e dopo di perdere la guerra, insomma. Assolutamente, questo sì. Ma a geriatria viene svolta un'attività anche di recupero funzionale, motorio? No, in questo c'è un reparto sia presso il presidio di Cittadella che di Campo San Piero, c'è un reparto di fisiatria dove i pazienti vengono eventualmente rieducati, soprattutto dopo un ictus. Poi c'è anche, ci sono 2 reparti di lungodegenza, di 35 letti a Campo San Piero e 32 a Cittadella, in cui si fa eventualmente un programma riabilitativo. Ecco. È gestito da un altro responsabile. Ecco, quindi quali sono le problematiche che voi dovete risolvere? Di solito sono patologie multiorgano, perché l'anziano non è mai ammalato, a differenza dell'adulto, in un solo organo. Quindi abbiamo problemi respiratori, problemi cardiaci, ictus, e il più delle volte lo gestiamo noi geriatri, scompensi metabolici. Il diabete è una patologia frequentissima, visto che si è allungato, la durata della vita si è allungata, insomma, e una volta veniva trattata in maniera approssimativa. Adesso si cura anche che il paziente anziano abbia un compenso buono, perché più è compensato dal punto di vista metabolico e meno complicanze ci sono. Cosa vuol dire questo? Spiegamolo. Che abbia delle glicemie sia a digiuno che postprandiali accettabili, che non siano troppo elevate. Quindi il trattamento, diciamo, del paziente diabetico anziano è diverso, scompensato è diverso da quello di un'altra età. E quando succede una malattia acuta, il diabete si scompensa. Cioè, se uno ha una broncopolmonite, ha problemi anche di compenso metabolico. La gestione ordinaria viene fatta presso i centri antidiabetici o presso i medici di medicina generale, però la fase acuta, diciamo, è nostra. Quindi certo, magari uno ha avuto una modesta riacutizzazione bronchitica a domicilio e è stato curato a domicilio per la bronchite, ma poi si è scompensato dal punto di vista diabetico. In questo caso qua, per ricreare un equilibrio, cosa viene fatto? Viene rimodellata la terapia, o insulinica o con ipoglicemizzanti orali o mista, in modo che ci sia un buon compenso. Ecco. Quindi questo è molto importante. Quindi un trattamento diverso sostanzialmente per le diverse patologie, proprio dedicato al paziente anziano? Sì, direi che come esiste una pediatria, esiste anche la geriatria. La pediatria è più vecchia rispetto alla geriatria. La geriatria a Padova è nata nella seconda metà degli anni 60 e a Padova è sorta, diciamo, è sorto l'ospedale geriatrico. Infatti c'era diciamo, nel 70 mi pare che sia stato aperto e ha terminato il suo servizio nel 2000 alla fine del 2002 ed era una struttura dedicata all'anziano. A un certo punto però è chiaro, le esigenze attuali erano diverse da quelle degli anni 70 o 60, cioè al giorno d'oggi è impensabile un ospedale geriatrico se non ha anche le specialità chirurgiche e le specialità di emergenza, cosa che al geriatrico qua a Padova non c'erano, quindi c'è stata una riorganizzazione che aveva il fine di migliorare la qualità di prestazioni erogate alla popolazione anziana.
Ecco, ma la popolazione anziana, visto che è in crescita, avrebbe bisogno di strutture geriatriche un po' più grandi, un po' più, perché quello che lamentano molti, e anche vediamo i nostri telespettatori quando ci scrivono, è che il paziente a un certo punto viene dimesso, viene lasciato andare a casa, che ancora sì, è passata la fase acuta, però non sta più bene come prima, e allora le persone non sanno dove mandarlo, cosa fare, come assisterlo. Sarebbe importante, io credo che sarà il futuro, il geriatra del territorio, ma non un geriatra, diciamo, stabile del territorio. Io avevo ipotizzato questo tipo di intervento, che ci fosse nella nostra USL, ad esempio, del gruppo dei medici della geriatria che per un anno resta nel territorio a disposizione del medico di base per quei casi che vanno incontro a frequenti riacutizzazioni, e in questo modo collaborerebbe con controlli settimanali, ad esempio a domicilio, ad aggiustare la terapia, e questo determinerebbe, secondo me, una riduzione del numero dei ricoveri, con riduzione dei costi, ma anche evitando che il paziente cambi ambiente, entri magari, sia costretto a entrare in ospedale, e con tutte le conseguenze che possono accadere col ricovero ospedaliero. Infatti, assolutamente, esatto, perché poi magari ci possono essere anche delle forme virali, ecco, che vengono io dico prese. Che dopo un anno deve rientrare in ospedale e deve uscire un altro del gruppo. In questo modo c'è la continuità vera, cioè è uno del gruppo che l'ha seguito in ospedale, che ha contatto perché fa parte dello stesso gruppo, che momentaneamente è dislocato nel territorio per collaborare con i medici di famiglia. Assolutamente, questo è importante. Ecco, se voi avete dei messaggi, dei suggerimenti o delle osservazioni, approfittate che siamo in diretta, potete chiamare. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo con voi insieme. Allora, ritorniamo a noi. Sì, c'era un messaggio che era arrivato che un po' esprime quello che è un po' una situazione attuale. Ci sono persone che hanno difficoltà, anziani, poi soprattutto, per carità, che hanno difficoltà economiche, il ticket costa molto, cioè ogni visita ha dei costi che giustamente molti non possono sopportare, e dopo si arriva che magari non viene fatta prevenzione, la gente non può permettersi di pagare il ticket, rinuncia a esami e cure fino all'aggravamento della malattia, che se diagnosticata per tempo invece magari poteva essere curata, e magari si trova l'anziano che arriva con un aggravamento di patologia e poi è troppo tardi. Queste persone un giorno entreranno in ospedale come gravi, con altissimi costi per la sanità, più tasse, meno servizi, più rinunce. Sì, è vero, il problema economico esiste, ecco. Proprio dicevo all'inizio che facciamo anche un'analisi della situazione economica, non per conoscere del paziente, non per conoscere i suoi fatti, perché poi ma per capire come poter intervenire. È anche vero però che i pazienti sotto un certo reddito non pagano. Sì, e la maggioranza dei pazienti hanno pensioni molto basse, ecco. Non credo che siano tanti che superino i 1.000 euro mensili, ecco, dei pazienti anziani, e questi sono pazienti esenti da ticket, insomma. Quindi le prestazioni che noi facciamo sono anche prestazioni in tipo day hospital. Cioè il nostro day hospital e il nostro ambulatorio è aperto tutti i giorni, insomma. Cioè non ci sono tempi d'attesa lunghissimi. I pazienti possiamo gestire in tempo reale, insomma. Quindi se uno ha un problema, credo che, diciamo, si possa, con poco dispendio di denaro, ma eventualmente con un po' di impegno da parte dei familiari, di portarlo e riportarlo a casa. Attraverso il day hospital si può fare un ottimo servizio per il paziente, sia di prevenzione che di cura, insomma. Ecco, quindi è importante la prevenzione, un po' rispondendo. Sicuramente se noi ci accorgiamo di una patologia molto presto, la curiamo meglio e in minor tempo e con minor costo. Chiaro che la nostra vita è limitata nel tempo, quindi si arriva a un certo punto che è difficile
è come quando una macchina ha tanti chilometri, è difficile aggiustarla bene, ecco, e farla tornare efficiente come quando aveva qualche anno in meno. Insomma. Infatti, ecco, per quanto riguarda l'organizzazione del vostro reparto dei vostri reparti di geriatria, Sì. come sono strutturati? Vediamo di comprendere anche le dinamiche che ci sono rispetto anche ad altri. Allora, il paziente entra, viene fatta una valutazione infermieristica e medica sulle capacità che ha il paziente, cioè se riesce ad andare in bagno da solo, se mangia da solo, se qualsiasi tipo di alimento riesce ad assumerlo o è necessario preparare per lui una dieta particolare, una dieta frullata, una dieta cremosa, se ha disturbi della deglutizione, che non abbia episodio di abingestis, cioè non gli vada di traverso per dirlo in parole povere, e se si lava autonomamente o se ha necessità di aiuto, se cammina, se è sicuro nel camminare, se usa bastoni o altri ausili per camminare, se usa girello. Quindi abbiamo un quadro e facciamo per tutti un test sulle condizioni cognitive, che nel momento dell'ospedalizzazione non può essere anche, diciamo, poco attendibile, però ci rendiamo conto del suo stato mentale. Ecco, se questo è abbastanza buono e si possa pensare di ottenere una collaborazione da parte del paziente, o se invece c'è un decadimento cognitivo importante, questo, diciamo, non ci aiuta sicuramente nella cura. Poi c'è un approccio medico. La nostra organizzazione è che ogni medico ha un tot numero di letti, quindi il paziente e i familiari sanno a chi rivolgersi. E questo è molto importante, altrimenti ogni volta c'è un referente diverso. E diciamo, no? Anche quando il medico fa la notte, al mattino per un breve periodo è presente, quindi non c'è un vuoto in cui uno è assente per 8 giorni, se si esclude il sabato pomeriggio o la domenica, cioè ha sempre il suo medico di riferimento. Poi c'è il sottoscritto che vede grosso modo tutti 2 volte alla settimana, ecco. Quindi l'organizzazione mi pare che sia giusta per i nostri anziani. E dopo c'è un servizio di day hospital o day service, come si chiama attualmente, in cui indirizziamo pazienti, ad esempio li dimettiamo, signora, la rivedremo fra 20 giorni in day hospital, facciamo noi programmazioni impegnative e tutto. Quindi basta che il giorno arrivano in day hospital. Questo è utilissimo. Facciamo dei controlli noi, che non sono gratuiti, ecco. È una continuazione dell'ospedale. Infatti gli accertamenti verranno fino a 30 giorni dalla dimissione, fanno parte della cartella clinica integralmente. Questo è importantissimo. Un'altra cosa, lei diceva comunque un ruolo importante anche quello dei rapporti che si instaurano con il paziente e il rispetto del paziente. Sicuramente il paziente deve avere la sua dignità, quindi rivolgersi sia da parte del personale non medico che dal personale medico in maniera sì confidenziale, sì diciamo gentile, ma bisogna rispettarlo, chiamarlo per nome se era possibile, per nome non per cognome, per nome è importante, dare del paziente sempre del lei, salvo casi particolari, e di mantenere al paziente i titoli che lui aveva nella sua vita normale da adulto, cioè se uno era maestro lo si chiama maestro, se era professore si chiama professore, se era ragioniere lo si chiama ragioniere, cioè non dobbiamo svalutarlo, certo, perché già per lui il dover essere aiutato dipendere da altri per andare in bagno, per fare qualche altro servizio si sente menomato. Se poi lo appiattiamo anche dal punto di vista sociale, credo che sia più facile che vada in depressione
Ecco, e poi stimolarlo, lo stimoliamo a muoversi. Ecco, quanto è importante la reattività? Cioè anche perché dopo tutto l'aiuto che ci può essere, però anche il paziente deve darsi da fare, no? Certo, In certo qual modo. la collaborazione da parte del paziente è fondamentale per la buona riuscita e per avere meno danni possibili dal ricovero. E questa collaborazione deve essere sfruttata dal personale medico, dal personale infermieristico e dai volontari, e i volontari che noi abbiamo lo fanno bene. Insomma. Quindi i volontari hanno un ruolo importante anche loro, oltre al personale. Nella nostra USL sì, cioè aiutano i pazienti non solo ad andare a prendere il giornale, ma li aiutano nella toilette, una volta alla settimana passano e fanno lo shampoo e fanno le parrucchiere ai pazienti, insomma, i maschi fanno la barba agli anziani, per cui anche l'aspetto esterno è dignitoso, cioè non perdono assolutamente la loro dignità. Ecco. Se non c'è la trasformazione fisica. Sì, se no c'è proprio un abbruttimento della persona. E dopo è importante il rapporto fra persone. Credo che oltre che aggiustare, oltre che aiutare a guarire di una malattia, sia fondamentale il rapporto, abbiamo a che fare con delle persone. Raffrontarci con gli ammalati da persona e non avere un rapporto impersonale o distaccato, certo. È vivere con loro. Ecco, un altro messaggio: la gestione di un paziente comporta vari problemi, una conoscenza sanitaria e il rispetto della persona facilita il ricovero e la cura, che è sostanzialmente quello che lei sta dicendo, che è molto molto importante. Ecco, questa anche le dice il vivere con loro, quindi non sentirsi, qualora non abbia un turnover di parenti sufficiente, non sempre avviene così, magari non è possibile, non sentirsi soli. Sì, è importante non sentirsi soli e avere familiari vicino rende meno brusco il distacco dall'ambiente naturale. Ecco, in questo senso la geriatria è aperta circa 22 ore al giorno. 22 ore di visita, possibili visite, sì. Quindi non c'è orario, l'unico limite è dato dalle 9:15 alle 11:30 pressappoco, in cui gli addetti alle pulizie puliscono le stanze, il personale diciamo paramedico aiuta i pazienti nella toilette o fa la toilette, li cambia, perché l'85% dei nostri pazienti non sono autosufficienti, ecco. E i medici fanno la visita. In quel momento avere tanta gente, già le stanze sono piccole, i corridoi sono stretti, se no si rischia di non riuscire a intralciare il lavoro di tutti, insomma. Sì, vabbè, qui c'è un messaggio un po' polemico: pazienti sani hanno avuto problematiche davanti all'ufficio tributi dopo sacrifici, ti fanno diventare matto con leggi malsane ormai nel 2013. Vabbè, questa è una problematica sì, che effettivamente scoraggia e deprime moltissimo. Bisogna avere fiducia, cioè i latini dicevano, adesso dico una parolona, qui facit veritatem venitat lucem. Credo che con insistenza, con garbo ma con insistenza, di portare avanti idee in cui si crede sia molto 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 importante. Quello senza dubbio, poi bisogna aver fiducia. Ecco, a questo proposito, quindi il nutrire fiducia, nutrire speranza, arroccarsi, diciamo così, alla vita normale che poi si aveva prima fuori dall'ospedale è determinante e strategico. Il decadimento psichico è un aspetto frequentissimo. Ci sono persone che perdono la cognizione spazio-temporale, non riconoscono più i propri cari, dimenticano di averli visti magari un'ora prima, certo. Cioè si verificano situazioni che sembrano quasi paradossali dal momento del ricovero a poco prima che il paziente invece non era un paziente. Come mai? Il paziente nel momento in cui entra in reparto ha un trauma, sia perché ha paura di non rientrare e sia perché non è capace, non riconosce l'ambiente diverso, ad esempio non sa dov'è il bagno o cose che faceva in maniera quasi meccanica, automatica, adesso non riesce più a farlo, deve ragionare, ecco, devo girare a destra, a sinistra, lì si disorienta. Quindi ecco perché è necessario
la presenza dei familiari e quanto più c'è decadimento delle condizioni mentali, il test di valutazione all'ingresso ha questo significato, tanto più c'è il rischio che il paziente possa andare incontro a diciamo una guarigione più lenta e più incompleta. Quindi è molto importante tenersi mentalmente attivi. Certo, quali sono gli stimoli che possono essere validi per la persona che è ricoverata o per i familiari che possono dare degli strumenti a chi? Deve mantenere gli interessi. Leggere il giornale e guardare la televisione, ma non a vanvera, fare delle scelte nel momento in cui si legge il giornale o si guarda un programma della televisione. Cioè, voglio occuparmi di questo. Magari nella vita normale si occupava di determinati campi. Ecco, continuare a mantenere gli interessi, oppure se vuole occuparsi, aveva degli hobby, di continuare a coltivarli, di interessarsi dell'ambiente esterno. Cioè, è come se l'ambiente esterno non c'è, perché molte persone questo lamentano. E come fare a portare, anche magari per chi non è appassionato di lettura o ha difficoltà a leggere, perché molte volte i pazienti allettati hanno difficoltà a leggere, si stancano facilmente, prendono sonno e non devono dormire, perché altrimenti entrano in una fase di... Si può ascoltare musica, si può ascoltare la radio, cioè... Ci sono farsi supportare, ecco, insomma. Per quelli che riescono a muoversi ci sono i centri anziani. Frequentando i centri per anziani credo che socializzino fra di loro e hanno possibilità di mantenere il contatto con l'esterno. Ecco, la socializzazione è altrettanto importante, vero? Quindi non chiudersi... Sicuramente, perché magari si trovano con una badante che parla pochissimo l'italiano, quindi e magari che non capisce ancora meno il dialetto, e quindi è difficile comunicare, instaurare un dialogo, quindi avere qualcuno con cui scambiare magari nei ritagli di tempo, se i familiari possono accostarsi o passare a qualche ora o mezz'ora con il proprio congiunto, è molto importante. Anche i nipoti possono fare questo lavoro. Anzi, a volte possono essere molto di stimolo se sono bambini. Quindi non è indispensabile che sia l'adulto, ma anche i nipoti possono fare questo tipo di lavoro. Ecco, un'altra cosa volevo chiederle, ma magari dopo la releghiamo a uno spazio dedicato, però secondo me è importante. Ci sono degli aspetti della dieta dell'anziano, che al di là di quando sono i pasti prefissati, così in gerarchia, però che devono essere mantenuti, o non so, per esempio il bere tanta acqua, che l'anziano è disidratato, sì, però se non ha lo fa. problemi cardiaci, ci sono pazienti con problemi cardiaci importanti che possono, in cui si fa una restrizione idrica, cioè ragionata. Per gli altri credo che credo che 1,5 litri di acqua al giorno, di liquido al giorno, sia importante. Ecco. Quindi soprattutto poi nel periodo estivo, ecco, lo stimolo della sete è meno intenso nell'anziano, quindi deve bere anche se non ha la sensazione di sete, perché si trova disidratato, e quando è disidratato più facilmente può andare incontro a confusione, diciamo, magari allora si è costretti a ricoverarlo. Ecco, quindi a volte, lei ha detto una cosa molto importante, il paziente anziano va soggetto a un deficit mentale proprio per mancanza di idratazione. A volte sì, a volte sì. Noi assistiamo spesso, soprattutto nel periodo caldo, a pazienti che entrano per disidratazione. Ecco. Che non se ne rendono anche conto, insomma. Sì, arrivano a uno stato abbastanza avanzato di disidratazione, si è costretti a idratarli e dopo ritornano abbastanza allo stato quo. Ecco, forse questi ricoveri potrebbero essere evitati con un po' di attenzione. Perfetto, parleremo ancora, tiriamo un po' le conclusioni, vediamo anche altri aspetti, subito dopo la pubblicità per l'ultima tranche. Eccoci qua. Allora, abbiamo un telespettatore in linea, pronto?
Buongiorno signorina. Buongiorno. Buongiorno anche al suo ospite che non ho l'onore di conoscerlo. Buongiorno. Mi pare sia direttore della geriatria, non so. Sì, di Campo San Piero Cittadella. Ah, ho capito. Senta, io sono qui in provincia di Padova e ho 80 anni. Ho fatto 2 infarti e le devo dare ragione per il 1,5 litri d'acqua che ha detto prima. Io ne bevo 2,5 litri, 3 al giorno di acqua. Non bevo vino perché ho altre patologie che io devo stare molto attento per via che ho un po' di diabete, controllato per una pastiglia al giorno. Ma io dico una cosa solo: io eliminerei le case di riposo e porterei un badante o una badante per ogni paziente che deve essere ricoverato, non ogni vecchio che deve essere ricoverato alla casa. Costerebbe meno e vivrebbe di più anche. E quello che prende lui di pensione o lei di pensione più il funzionario, il badante o chi so io designato dal governo italiano, dalla provincia, dal municipio, vivrebbe di più, perché io ho visto tutti i miei coetanei, diciamo più vecchi di me, più giovani di me, una volta entrati in casa di riposo o in geriatria vanno avanti sì e no un anno. Quando hanno una badante sono a casa loro, vanno in giro con la carrozzella, non carrozzella, accompagnati da questo signore o questa signora, vivono di più. Vogliamo allungare la vita ai nostri vecchi? Facciamo così, perché una volta chiusi in una casa di riposo, una geriatria, è finita, un anno e spariscono. Va bene, grazie del suo suggerimento, sentiamo cosa dice il dottore al riguardo. Grazie a lei. Grazie. Buongiorno. Per quanto riguarda i suoi problemi personali, credo che il bere, diciamo, sia importante, però deve sentire il suo medico se, essendo un cardiopatico, non sia troppo la quantità di liquidi che sta introducendo. Consigli a questo proposito non glielo posso dare. Per quanto riguarda il secondo argomento, sì, è vero, se uno riuscisse a vivere con l'aiuto di un badante, di una badante nel proprio ambiente, ci guadagnerebbe sicuramente in qualità e in quantità di vita. Chiaro che bisogna fare il discorso economico, insomma, ecco, io sul costo economico, quanto costi a una società una casa di riposo o diciamo favorire questa presenza di assistenti domiciliari, qua non so darle una risposta. So che fino a 7-8 anni fa, quando le badanti erano in nero, costavano poco, le case di riposo avevano posti liberi. Adesso, come giustamente, che sono messi in regola, quindi non è più leggero il costo di un assistente domiciliare, diventa, diciamo, oneroso per una famiglia, ecco. Quindi bisogna vedere quanto la società spende per una istituzionalizzazione e quanto invece per fare quel tipo di assistenza che lei propone, che è sicuramente il migliore. Se noi potessimo lasciare l'anziano nel suo ambiente familiare, in una famiglia come lo era una volta, diciamo, dove l'anziano aveva un ruolo, questo ne determinava una quantità di vita e una qualità superiore all'attuale. Quando la perdita di capacità di intendere e di ricordare diventa grave e rapida, che test bisogna fare per capire se la degenerazione mentale è dovuta a semplice demenza senile o Alzheimer? Esistono degli ambulatori, credo, in tutte le geriatrie del Veneto. Il Veneto è la regione che ha più geriatrie di tutti, anzi siamo stati, l'inventore è stato un toscano, il professor Antonini, però dove si è sviluppata di più di tutti è in Veneto la geriatria. In ognuna di queste geriatrie esiste un ambulatorio dei disturbi cognitivi, ogni USL ce l'ha. Quindi portare la persona... Una valutazione ambulatoriale e vengono fatti una serie di accertamenti, tra cui l'attacco, alcuni test, diciamo, e alcuni esami ematochimici, esami del sangue, in cui si cerca di inquadrare il decadimento cognitivo. Ed esistono attualmente delle terapie che lo specialista prescrive e
se sono prescritte dallo specialista in base da questi centri, sono gratuite e che possono alleviare, non guarire, ecco, ma però possono rallentare notevolmente la malattia. Buongiorno, volevo chiedere come viene gestito il rapporto tra vita e morte, soprattutto dal punto di vista infermieristico e poi medico. Dunque, dobbiamo inquadrare il fine vita più che la morte, lo chiamerei il fine vita. Il fine vita è una cosa naturale, cioè la nostra vita, 80 anni, 85, adesso la vita media per l'uomo è oltre gli 81, la vita media della donna si avvicina agli 86. Quando ho cominciato a fare il geriatra io 37 anni fa, la vita media dell'uomo era di 68 anni. Mamma mia. E la vita media della donna era di 74, quindi è cresciuta notevolmente, ecco. E il fine vita, quindi viverla come se fosse come una cosa naturale, non è qualcosa di orrido che non deve essere visto, che non deve essere toccato, è un fine vita. Se noi potessimo far morire i nostri anziani nel loro ambiente familiare e la nostra società lo permettesse, credo che sarebbe il massimo, ecco. Dimostreremo di aver capito tutto della vita. Il fine vita, credo che non debba esserci accanimento terapeutico, però neanche eutanasia. Cioè, credo in questo. Devo fare tutte le terapie, tutti gli accertamenti, se questi mi permettono di fare qualcosa di utile per il paziente. Per qualcosa di utile intendo dire, se mi permettono di superare un ostacolo e dopo avrò pianura. Se non mi permettono di fare questo, io sto facendo dell'accanimento terapeutico diagnostico. Questo, oltre che essere nocivo per le casse della nostra società, è anche nocivo per il paziente perché ne prolunga le sofferenze. Certo. Esiste un certo punto che bisogna alzare le braccia. Il dar da mangiare e il bere io credo che non possa essere considerato un accanimento, perché morire di fame o di sete credo sia duro. Esatto, ma allora a questo punto molte persone anziane che si rifiutano di mangiare, di bere, che hanno quell'atteggiamento forse legato appunto a una fase, come dice lei, di demenza senile, devono essere forzate, quindi ci deve essere un'alimentazione forzata? Regole esatte non ce ne sono. Non esistono. Bisogna cercare in qualche modo di confrontarci se è possibile o di capire meglio il caso per caso, insomma. Credo però che in linea di massima molte volte anche il forzarle può essere uno stimolo per riprendere su quota. Ecco, quindi a volte la forzatura, la posizione dura può far recuperare il paziente, sì. può far fare lo scatto. Sì. Recuperano lo stato di nutrizione e possono migliorare. Ecco. Quindi questo è molto importante. Può essere utile, sì. Certo. Ecco, però regole assolute non ce ne sono. L'accanimento deve essere evitato e però neanche l'abbandono. L'eutanasia no. Assolutamente. È come quando... Anche il problema del dolore. Il problema del dolore, il dolore con la terapia d'oggi è controllabile. Bisogna trovare il sistema però di controllare il dolore e mantenere la coscienza. Credo che oltre ai diritti di non aver dolore, il paziente anziano abbia anche il diritto di mantenere il rapporto con l'esterno fino alla fine della sua vita, per quanto possibile, ecco. È vero, non esiste un conto il dolore fisico vero, un conto è lo stato di sofferenza perché uno si accorge che sta finendo la sua vita. Ecco, prepararci prima alla fine vita e essere presenti ai nostri cari nel momento in cui stanno finendo i loro giorni quassù, allevi notevolmente questa sofferenza interiore che possono avere. Quindi un po' anche un aspetto di seguire il paziente sotto il profilo psicologico, spirituale, sì, che va oltre l'aspetto di assistenza fisica, medica, in senso stretto. Cioè, direi, lo chiamerei rapporto umano, di ricordarci che siamo sempre persone, sia che abbiamo un camice bianco addosso o che siamo parenti in borghese, insomma, cioè di mantenere quel rapporto fra persone anche se uno ci si accorge
che sta spegnendosi. Assolutamente, questo è molto importante. Un ultimo consiglio che si sente di dare alle persone magari anziane che ci stanno seguendo, come ha visto anche il telespettatore. Cioè, vivete sempre il giorno come il giorno, quando vi svegliate al mattino riconoscete che è un regalo, vivetelo, non pensate, ma vivetelo oggi. Vivere l'oggi, non il carpe diem, cioè, ma vivere l'oggi, godere dell'oggi, ecco. Certo. Godere dell'oggi in tutti i suoi aspetti. Quindi assaporando, cioè, cercando di trarre oggi ci sono e vivo. Certo. La ringrazio dottore, ha dato un messaggio positivo, insomma speriamo che sia anche servito. Vi abbiamo anche illustrato quali sono le strutture che intervengono, agiscono nell'USL 15 Alta Padovana per quel che riguarda la geriatria. Prossima settimana ci ritroviamo ancora insieme, grazie al supporto del nostro direttore, e con voi naturalmente appuntamento questa sera alle ore 21 per la diretta serale di politica e attualità. Parleremo anche di IMU, di enti pubblici, di difficoltà che incontrano nell'affrontare i cambiamenti e che naturalmente poi vanno a ripercuotersi come sempre nelle tasche non solo dei cittadini. Grazie e buon proseguimento.